Bruno. Credo che sia giusto a questo punto lasciare del tempo se c'è qualcuno che ha piacere di fare delle domande. Certamente. Venite qua, vi passo il microfono. Prima di tutto, in quanto belga, posso assicurare che effettivamente nella zona di Huy, vicino a Liegi, a 40 km, dove c'è una centrale atomica, c'è un incremento dei tumori leucemici, specialmente nei bambini. Secondo, per parlare chiaro sui costi del nucleare, vi posso dire che la Francia ha stanziato 100 milioni di euro, mi sembra 3 anni fa, per smantellare 2 centrali vecchiotte, diciamo, no? Potete immaginare quante centinaia di chilometri di tubi radioattivi ci sono in una centrale. Con 100 milioni di euro non sono riusciti a smantellare nemmeno una centrale, perché per smantellare i tubi radioattivi, non so se lo sapete come fanno, come si deve fare, si deve segare ogni tubo a metro. Ogni metro di tubo separatamente è introdotto nei bidoni. Potete immaginare quanti centinaia di migliaia, decine di migliaia di tubi, di bidoni ci vuole per mettere questi tubi radioattivi, questi fusti. Dopodiché, dove li mettiamo? Come in Germania delle miniere di sale che dopo corrodono i fusti? Allora, solo per questo è una roba incredibile. Pensate un po', se l'uomo di Cro-Magnon 10.000, 20.000, 40.000 anni fa avesse lasciato a noi l'onere delle proprie scovasse, chiamiamole così. Immaginate questo? Cioè noi dobbiamo, grazie al signor Berlusconi e ai suoi addetti, prevedere che ci sarà un esercito di centinaia di migliaia di persone nel futuro che dovranno rimanere a custodire questi fusti. Difatti gli americani hanno fatto scavato una montagna sotto una montagna enorme per fare questo deposito micidiale, hanno dovuto rinunciare, perché anche lì non si può immaginare che fra 20.000 anni ci sarà ancora degli uomini che guarderanno il nostro scovarsi. Ma come si può immaginare queste cose qua? Capito? Questo è una cosa che non si può andare avanti. L'ultimo dico che cosa, con un po' di rammarico sinceramente, Berlusconi, come hanno già tentato altri prima, mi ricordo di un certo Craxi che diceva di andare al mare, è riuscito in 20 anni secondo me, io parlo da straniero qua, a addormentare parecchio l'italiano. Io sono appena tornato da Chicago dove un consigliere della Casa Bianca, Michael Weinstein, che attualmente lavora nelle trattative americane per la Somalia, mi ha detto, quando gli ho chiesto cosa pensa dell'Italia e dei suoi politici, mi ha detto: ma guarda Claudio, i Berlusconi, Bossi, Frattini, La Russa non sono il problema dell'Italia. Il problema dell'Italia è che ci sono decine di milioni di persone che sono state marcate nell'anima e nel cuore, e questi qua rimarranno dopo Berlusconi. Perciò noi dobbiamo dare la prova qua, in questa piazza dove ci sono 76 persone, che vogliamo svegliarci, e non più 76, ma 7.600 persone devono venire qua a parlare di questi problemi. Tutto qua, grazie. Grazie Claudio per questa tua